Buongiorno e ben ritrovati nello spazio del Friuli Venezia Giulia con un appuntamento a cura del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. Presenteremo quest'oggi un estratto dallo spettacolo Diario di una casalinga serba, una produzione del 2015 che è stato riadattato appositamente in occasione del Salone del Libro di Torino. L'appuntamento di questa mattina si svolgerà in due parti. Prima appunto la rappresentazione con l'estratto, dopodiché ci sarà un incontro. Protagonista, la vedete già pronta all'Egio, Xenia Martinovic, e seguirà appunto l'incontro con appunto Xenia Martinovic, la regista Fiona Sansone e Fabrizia Maggi. A lei la parola, grazie. Mismo Titovi, Tito Jennash. Noi siamo di Tito e Tito è nostro. Ho tutto. Trieste? Anche Trieste è nostra. Le strade, le piazze, i bambini con delle scarpe che non avremmo mai potuto avere, i gelati colorati, la pizza, gli spaghetti e poi quelle bambole immense, trascinate dall'Italia, con lo sguardo triste e cupo che muggiano mamma. Averle testimonia che anche noi facciamo parte del mondo. Averle significava che anche il mondo era un po' nostro. Amo la Jugoslavia. Sì, lo so, suona come un cliché, però è così. La Jugoslavia per tutta la mia generazione non è stata nient'altro che vacanze. Estate, inverno, Slovenia, Bosna, Hrvatska. Io sono jugoslava! Tutti siamo jugoslavi. Il passaporto rosso, l'articolo più caro nella borsa nera dei documenti rubati, il pesce del nostro Adriatico, l'inglese che si studia a scuola e poi la musica. Abbiamo rinnovato l'unità e la fratellanza attraverso la musica. Tutto è una festa continua. Beograd, Sarajevo, Skopje, Ljubljana, Zagreb. Noi balliamo, non c'è rivoluzione, tutto è divertimento. La radio è tornata di moda, siamo l'unico paese comunista in jeans, ovviamente comprati a Trieste. Andiamo ovunque, la motocicletta e il vento nei capelli, gli anni '80. Cosa ne sapevo io allora? Cosa ne sapeva chiunque di noi? Volevo ballare, baciarmi e fare l'amore. Come si fa a distruggere un paese così bello? Come si fa a distruggere un paese così bello? Come? Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije. È morto il compagno Tito. Sono cresciuta con l'idea che niente potrà mai separarci, che ci legano le strade, le vie, l'economia, la poesia e i ponti. Come si fa a distruggere un paese così bello? Come? La politica comincia ad entrare nelle nostre vite. Qualcosa nell'aria, e questo mi eccita tantissimo. La politica è più divertente del teatro, dei libri, della musica. I politici per la prima volta litigano in televisione. Gli sloveni si alzano arrabbiati dalle riunioni. Tutto ciò è spaventosamente moderno. Angelka, sono le 11, devi studiare, non finirai mai l'università. Mamma, non capisci che è 1000 volte più importante quello che accade nel nostro paese? Questo non va a finire bene, dice mio padre, e io non capisco. Si parla del nazionalismo serbo e io non capisco. Pavle, non capisco. Il mio fidanzato Pavle ha osato picchiarmi. Mi ha dato uno schiaffo fortissimo. Sento una voce provenire dalla televisione. Niko ne sme da vas bije. Nessuno può picchiarvi. Alzo il volume per sentire meglio Slobodan Milošević che parla.
che parla ai serbi del Kosovo, che parla a me. Nessuno può picchiarvi, nessuno può picchiarti, Angelka. Su con la testa. Slobodan Milošević salverà la Serbia. Mi sento forte e determinata. Devo amare qualcuno. La classe operaia non è più di moda. Decido di amare ciò che in questo momento è più semplice, il popolo serbo. Comincio ad amare l'esatto contrario di tutto ciò in cui credo. Io sono la Serbia. La Serbia è come me. Cerco un fidanzato ideale. La Serbia trova Slobodan Milošević, le sue parole, la sua voce. Una voce piena di coraggio e di orgoglio. Una voce che aspettavamo da decenni. Sono serba. Sono diventata serba. Sono diventata serba per ripicca. Questa mia servitudine mi riempie di un'enorme quantità di autostima. Io e il popolo serbo, uniti contro tutto, in un perfetto, meraviglioso abbraccio. Non ho mai avuto fortuna con gli uomini. Ghile l'ho conosciuto sul volo Dubrovnik-Beograd. Le generazioni di oggi non sanno quanto fosse bella Dubrovnik e come Rovigny diventasse una vera città cosmopolita belgradese sull'Adriatico. Lui abbronzato, io abbronzata, le onde del mare Adriatico blu dietro alle nostre spalle. È bello Alto Moro, uno di quei uomini che potrebbe girare qualsiasi tipo di pubblicità in qualsiasi parte del mondo. L'ho sposato dopo 3 mesi. Il matrimonio è stato stipulato. Così si diceva negli uffici matrimoniali prima che la Chiesa ritornasse di moda. Ghile adora la pizza. Mi ricordo l'ingresso della pizza in Serbia. È stato un fatto rivoluzionario. La pizza era considerata la base su cui potevi metterci qualsiasi cosa. E allora il genio culinario serbo faceva la pizza con kajmak, ajvar, carne macinata fritta, cipolla, ciccioli e tutto questo con molto, molto, molto ketchup. Ma questo era durante il nostro benessere economico, il nostro ultimo benessere economico. Il mio matrimonio con Ghile è fallito presto, come il mio paese. Tutto è successo in un lampo. Nessuno se lo aspettava. Ho sempre creduto nella multiculturalità sessuale. Io, come piccolo pioniere di Tito, ho sempre creduto nella multiculturalità sessuale. L'esempio eclatante di questo è la tipica famiglia jugoslava. Lasa, il mercante serbo, e sua moglie slovena Irinka hanno 2 gemelli, uno con il nome serbo e l'altro con il nome sloveno. Quando è cominciata la guerra in Slovenia, Lasa era sempre più preoccupato perché sua moglie Irinka non riusciva a tornare in paese e i gemelli erano su 2 fronti diversi, uno sul fronte serbo e l'altro su quello sloveno. Un giorno davanti al negozio dove prima c'era la fotografia di Slobodan Milošević che sorride in mezzo alla frutta e alla verdura e dove ancora prima c'era la fotografia di Tito che sorride in mezzo alla frutta e alla verdura, ho visto il necrologio di uno dei 2 gemelli. Lo stesso giorno in cui la Slovenia ha dichiarato l'indipendenza, ho sentito dire che Lasa si è impiccato in quello stesso negozio di frutta e di verdura. Io non riesco, non ce la faccio a non leggere i giornali, a non guardare la televisione. Non so cosa desidero, non so se è meglio che i serbi vincano o perdano la guerra. Per me è importante solo che abbiano ragione. Se i serbi hanno ragione, ho ragione anch'io. I miei amici non mi sopportano, mia madre è disgustata dalle mie opinioni politiche. Mio fratello Sasha non c'è mai e mio padre sta sempre in silenzio. Io non riesco, non ce la faccio a non leggere i giornali, a non guardare la televisione. Sono brava a ballare i lenti. Prima però si ballava in modo diverso, la testa su di lui sì, però nient'altro. I fighi tenevano la mano sulla schiena in alto, mentre i pivelli della nostra classe facevano giù e su con la mano per vedere se portavamo il reggiseno. Questo li eccitava particolarmente. Mi chiamo Angelka e non sono un angelo. Gli angeli, quando ero piccola, li vedevo solo in certi quadri kitsch nei negozi della cooperativa serbo-ortodossa. Mi chiamo Angelka
e sono solo una tipica rappresentante dei piccoli pionieri di Tito, generazione fine anni 60. Ho 30 anni e ho deciso di battezzarmi. Sento il bisogno di appartenere a qualcosa e poi è anche di moda. Non bevo poco. Voglio dire che non sono un'alcolizzata. Qui in Serbia una donna che sa esattamente cosa le piace bere è subito considerata un'alcolizzata. Anch'io per anni ho classificato le donne in base a quello che bevevano e non in base a quanto e come bevessero. Nella Jugoslavia di Tito bevevano tutti, ma da noi il comunismo era ubriaco in modo diverso da quello dell'Unione Sovietica. Belgrado beveva per il piacere, tutti i marxisti bevevano per il piacere. Ho conosciuto Batica, un bell'uomo pieno di muscoli. Il suo rancore verso il nostro paese fa di lui quel tipico ragazzo serbo che pende dalle labbra del nuovo messia, Vuk Drašković. Quando è comparso Vuk, per tutti quelli come Batica, è comparsa la Serbia, quell'unico nome femminile che non li ingannerà mai, non li tradirà mai, non li deruberà mai. E io sono qui in piazza a protestare insieme a Batica. Non so contro che cosa, se la televisione statale, i socialisti o la guerra. Forse la guerra sta per arrivare. Ma io sono pronta ad arrampicarmi su qualsiasi edicola, monumento o macchina per dimostrare che anch'io, come lui, aspetto una rivoluzione per diventare qualcuno. Mi sono vestita al meglio. Tra la folla vedo Batica, con le 3 dita alzate, che marcia con coraggio perché sceglie l'opposizione nazionalista, la giustizia, ed è incredibilmente bello. All'improvviso una donna urla "Upamoc, Ukraini Suminovčanik!" e Batica che corre e lancia un sasso in testa ad un poliziotto. Allora ho capito che anch'io come Batica e tante altre migliaia di persone siamo qui per dei motivi prettamente personali. Batica per colpire un poliziotto e derubare, e io per stare accanto a un ladro. La gente comincia a cadere, arrivano le pompe funebri e le pompe d'acqua, i poliziotti con i manganelli. Poi vedo lei, con le 3 dita alzate, ferma davanti al getto d'acqua che lo Stato lancia contro di lei. È lei l'eroina del momento, non io. Angelka, arrivi sempre in ritardo. Eravamo pieni di sogni e anche se fossero stati i sogni più banali, erano pur sempre dei sogni. Adesso sono diventati fantasmi. Quando è cominciata la guerra negli anni 90 c'era questa idea generale che qui sta accadendo la storia e che solo uno sciocco se la sarebbe lasciata scappare. Siamo in trance mentre cerchiamo di convincerci che la Serbia è l'ombelico del mondo e con lo schermo nero, i nomi dei soldati morti e la voce cupa del presentatore, i temi importanti sono la verità, la giustizia, la dignità nazionale, la generosità. Ecco in che cosa credevi, Angelka. Sono una pecora, una vera pecora, che credeva ciecamente al condottiero serbo, ai meandri della politica, agli intrighi, inganni, menzogne della Serbia di Slobodan Milošević. Sono stata raggirata, sì, io lo confesso, e sono una casalinga, sì, una casalinga senza impegni, va bene? Con un matrimonio fallito alle spalle, che non ha mai lavato i calzini a nessuno e non ha mai cucinato per nessuno. Sono una casalinga serba. Una volta pronunciavo quel serba con grande entusiasmo. Adesso cerco solo di sopravvivere in una Serbia che risplende nel suo stesso fango. Ti prego, figlia mia, parti. Ho un po' di soldi da parte, scappa da questo paese, vai in cerca di una nuova vita. Non capisci, mamma, non posso, non riesco. E poi, per partire bisogna essere in 2. Vedo certe famiglie in coda per il visto davanti alle ambasciate straniere, con una specie di speranza negli occhi, che vedevo solo in certi film italiani sulla Sicilia e sull'America. Io no, io rimango qui, con le sirene, mentre geme il cielo sopra Belgrado, sotto i bombardamenti NATO.
Detto che eccoci, buongiorno a tutti, grazie per esservi fermati qui con noi e grazie soprattutto a Ksenia Martinovic per questo breve estratto dallo spettacolo. È un estratto ovviamente in forma di lettura da uno spettacolo che si chiama, come avrete visto, Diario di una casalinga serba, ed è un monologo che Ksenia stessa ha adattato, quindi ha lavorato sia come attrice ma anche ha lavorato al testo teatrale, che è tratto dal romanzo con lo stesso nome, lo stesso titolo, Diario di una casalinga serba, della scrittrice di Belgrado Mirjana Mosjelovic. Ksenia, con il primo studio di questo monologo, ha vinto il premio Giovani in Realtà del Teatro e nel 2015 noi del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia, con sede a Udine, abbiamo prodotto questo spettacolo teatrale che ha avuto molto successo non solo a Udine ma anche in giro per l'Italia, ed è stato anche a New York in una sezione dedicata al teatro italiano, alle nuove generazioni del teatro italiano. La prima domanda, lo so che te la facciamo sempre, però viene naturale. Ksenia Martinovic è nata a Belgrado, è cresciuta tra Belgrado e Praga e ormai è italiana d'adozione perché ha studiato all'Accademia di Copepe di Udine, ha studiato per un periodo alla Scuola d'Arte Drammatica di Roma e poi ha iniziato la sua professione. È però di origine serba, quindi decidere di portare in scena questo romanzo, di adattarlo per il teatro, evidentemente è un richiamo, una necessità legata alle tue origini, alle tue radici di anni che ricordi molto vagamente, perché questo diario di questa casalinga, Angelica, ripercorre gli anni 70, 80 e 90, quindi dall'ex Jugoslavia di Tito, il regime di Tito, Milosevic, fino alla guerra, ai bombardamenti di cui anche noi abbiamo invece ricordi, anche se quella guerra è un po' quasi dimenticata nel resto d'Europa, forse non ne parliamo più, l'abbiamo un po' archiviata. Abbiamo visto che quando lo spettacolo va in scena c'è anche molto pubblico di giovani, di ragazzi che con Ksenia riescono a saperne di più su quel periodo, su quegli anni, attraverso questo diario di una casalinga serba. La necessità è vera, reale, infatti lo spettacolo, ecco, ci tengo a dirlo, è ancora in giro, in tournée, e sarà proprio a Torino il 13 giugno al Festival delle Colline Torinesi. Ksenia, questo lavoro come è nato e questa necessità, stavamo dicendo? Sì, come hai detto tu, appunto parla di un periodo storico che non mi riguarda personalmente, non ho ricordi personali della Jugoslavia di Tito e ho pochi ricordi della guerra e ho solo ricordi dei bombardamenti fine anni 90. Però credo che tutti noi siamo fatti tantissimo dei nostri ricordi e questi ricordi sono anche ricordi dei nostri genitori e dei nostri nonni, i racconti che abbiamo avuto da piccoli, no? E quindi io avevo proprio sentito la necessità di affrontare anche le mie origini, soprattutto perché appunto sono poi venuta in Italia, ho studiato in Italia teatro e una volta uscita dall'accademia ho proprio sentito la necessità di parlare della mia terra, proprio per conoscere anche meglio me stessa e anche la mia storia. E ho pensato che questo romanzo si prestava molto a questa cosa, all'adattamento poi sì, per il teatro, perché riesce appunto, sia pur con un monologo, a ricostruire anche i diversi personaggi, il periodo e tutti questi anni in 50-60 minuti di spettacolo che davvero sono molto coinvolgenti. Scusatemi, non vi ho presentato, perdonami, Fiona Sansone, che è la regista di questo spettacolo. L'incontro fra Ksenia e Fiona è curioso perché appunto mentre vi ho detto le origini e la necessità di questo lavoro per Ksenia, Fiona invece è un incontro veramente artistico, perché Fiona è abruzzese, come forse i suoi tratti rivelano, ma vive e lavora a Roma da tantissimi anni.
vi siete incontrate e Xenia ti ha parlato di questo progetto. Noi come CSS abbiamo sposato immediatamente questo progetto, non solo perché stavamo seguendo il lavoro di questa giovane attrice che appunto è cresciuta a Udine e che ci piaceva molto, ma anche come operatori teatrali del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente questo testo era anche per noi importante perché quella guerra l'abbiamo sentita, l'abbiamo vissuta, era alle nostre porte davvero. Fiona, invece anche tu hai ricordi molto vaghi perché sei anche tu molto giovane di quel periodo, però hai sposato la causa di Xenia che ti ha voluta appunto per la regia. Ho sposato la causa quando io e Xenia ci siamo conosciute durante un laboratorio e portava un micro estratto dal diario di una casalinga serba e mi sono affascinata alla storia, a questa forma che Xenia comunque era riuscita a carpire dal libro, che molto si presta, come dire, agli adattamenti teatrali già nella sua forma letteraria. E siccome anch'io avevo un vaghissimo, come dire, ricordo, e la cosa che mi ha colpito straordinariamente è che il popolo serbo, diciamo, nella memoria della collettività risulta come facente parte i cattivi della storia. E invece nelle pagine di Miriana e nelle scelte drammaturgiche di Xenia c'era una multiculturalità non soltanto, come dire, romantica, ma anche del dolore, e questa cosa secondo me appartiene al di là di tutto a tutte le guerre. Perché è una guerra appunto orrenda, ma a un certo punto lei dice, l'avete sentito anche qui nella lettura, sono una pecora, ho seguito, mi sono fidata, quindi vive anche il dramma che avranno vissuto appunto come tutte le guerre, dici giustamente tu, i buoni e i cattivi. Poi in realtà la complessità soprattutto di quegli anni era molto difficile da comprendere e da capire. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, che parla di una cosa che mi sta molto a cuore, questo argomento dei media, no? Dei giornali, della televisione, in questo caso oggi anche di internet, che un po' ti indirizzano, e a volte se non sei bravo e se non sai leggere tra le righe hai delle idee anche sbagliate su certe cose che accadono politicamente, e questo è quello che proprio è accaduto anche al personaggio. Che dice una frase che a me colpisce sempre molto, mi fa venire i brividi, che è: come si fa a distruggere un paese così bello, che vale per l'ex Jugoslavia, vale per tutte le guerre, ma è una frase che nello spettacolo torna più volte e che è sempre così, insomma, commovente, anche un pugno nello stomaco in questi anni, che poi sembra che appunto le guerre non finiscano mai. E poi c'è un'altra frase invece più ironica che a me piace molto e che torna spesso, e che dice noi eravamo gli unici comunisti con i jeans perché li andavamo a comprare a Trieste. Infatti lo spettacolo speriamo che vada presto anche a Trieste, perché questa è una battuta che torna spesso e c'è molta verità anche questo. I jeans erano un oggetto del desiderio. Sì, io mi ricordo i racconti di mio papà, che appunto andavano apposta con la macchina, stavano un weekend, si compravano i jeans e le scarpe, questo era la gioia più grande, e si poteva fare, cosa che negli altri paesi comunisti era assolutamente impossibile. Anche il fatto di viaggiare così tanto, il passaporto che era importante, sì. E poi c'è quell'altro passaggio simpatico sulla pizza che oggi ci ha proposto, che hanno scoperto la pizza e ci mettevano sopra di tutto. Sì, ma ancora oggi è così. Ci mettono ancora, anche in Italia, ma lì è peggio però. No, sì, lì è completamente un'altra cosa. Quindi insomma ai momenti molto drammatici di questo spettacolo, la morte di Tito, come lei la vive piccolissima, la morte di questo che per lei poco più che bambina era un eroe, e arriva fino appunto ai bombardamenti a Belgrado. Ovviamente se ci sono domande, se qualcuno di voi ha qualcosa da chiedere, ecco qua la prima domanda. Ma cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Io ho qualche anno in più di Xenia e ahimè ricordo molto bene tutto quel periodo drammatico, perché poi dal Friuli Venezia Giulia le abbiamo vissuto proprio sulla porta di casa, possiamo dire.
a Gorizia, sotto il castello di Gorizia, c'erano i cingolati del governo federale serbo che sparavano contro le guardie territoriali slovene nel primo momento della prima guerra, quella che ha portato poi alla indipendenza in tempi molto veloci della Slovenia, no? A Udine anche sentivamo gli aerei partire sì, dalla base di Aviano la notte, era veramente molto inquietante. Per noi, diciamo, nati, io sono un baby boomer, no? Sono nato 10 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e veramente eravamo ripiombati nella dimensione, almeno solamente mentale, psicologica per fortuna, della guerra alle porte di casa. Ma al di là di questo volevo dirti, mi pare che nella scelta della tua drammaturgia c'è anche una nota notevole di ironia, di leggerezza, no? Poi mi piacerebbe vedere lo spettacolo e spero che venga anche dalle nostre parti. Perché questa scelta? Cioè, quali sono i criteri che ti hanno portato a adattare alla forma teatrale il testo della scrittrice? C'è da dire che sì, è uno delle ragioni principali è proprio quello, che a me piaceva molto, la scrittrice ha questa vena ironica, che in realtà io ho veramente cercato di portare ancora di più allo scoperto, perché credo che sia molto importante l'ironia in generale, poi anche l'autoironia, credo che apra una visione più complessa e apra anche una riflessione al pubblico diversa, dove uno può sorridere, può farsi una domanda rispetto alla cosa, e meno, secondo me, non volevo andare sul melodrammatico o sul troppo tragico o sul dare delle risposte su certe cose, ma dare un'idea, un pensiero. Questo era... Non spari mai delle sentenze, no, cerchi sempre di rimanere sì, appunto al mi racconto. questo, e poi sì. Il bello è anche questo, proprio come sottolineavi tu, che pur essendoci dei momenti molto drammatici in cui ti commuovi, rivivi con la memoria quegli anni, noi anche se appunto dall'Italia, da un luogo dove comunque c'è ancora la pace, però quei momenti di ironia aiutano anche lo spettatore, perché comunque siamo a teatro, no? Per cui aiutano lo spettatore a seguire questo racconto, ma anche ogni tanto a prendere fiato. Sicuramente poi c'è stato il contributo della regista anche in questo. Certo, sì. C'è da dire, volevo solo precisare che è vero che il popolo serbo è molto ironico, quindi c'è anche questa cosa proprio come base. Invece dal tuo punto di vista, Fiona? Dal punto di vista registico, in realtà l'ironia è quel grande linguaggio che in realtà ti permette, come dire, di conoscere l'altro. Quando si apprende una lingua la cosa più difficile è ridere insieme, e quindi invece allargando, come dire, drammaturgicamente oltre alla storia di per sé, in realtà il diario di una casalinga serba è una grande storia familiare, ed è questo sguardo femminile, come dire, di questa giovane donna che chiaramente non ha i connotati, come dire, occidentali, no? della casalinga. Cioè, questo essere casalinga in realtà è come essere un nodo di racconto, è proprio una particolare storia di uno sguardo che fa di te un veicolo, perché in realtà si ha anche la grande libertà, come dire, di andar via, però invece la forte volontà di rimanere e di rivendicare il proprio diritto a rimanere nelle proprie terre, secondo me, sia in Miriam e sia nella volontà di Xenia, è uno sguardo prettamente femminile. Gli uomini fanno le guerre, sono le donne che poi in qualche maniera rimangono e diventano i ventri della memoria dei popoli, e le donne sono anche molto molto ironiche. Nella storia, oltre, diciamo, a queste cose un po' più larghe, ci sono dei particolari molto ironici della vita quotidiana di Angelka, dal come beve i fondi di caffè al fatto che noti negli uomini che ama delle stranezze, dai denti storti ai super muscoli, insomma. Poi dice sono una casalinga raggirata a un certo punto, non ho mai lavato i calzini a nessuno
ma sono stata raggirata politicamente, avevamo un sogno e ci Sì, hanno quello è il invogliato. momento in cui, mentre tutto il popolo serbo riscontra in Milosevic il nuovo fidanzato ideale, questa è una cosa molto bella che fa Miriam e che Xenia ha colto pedissequamente, cioè mettere sempre in relazione, diciamo, la parte più sentimentale, anche la parte in qualche maniera più erotica, ma non facendone, come dire, una discriminante rispetto alla donna, ma bensì come un grande punto di contatto, cioè se ci amiamo, se ridiamo, e allora è lì che ci incontriamo, e se nasce un conflitto, come dire, verbale, e allora è in quella cosa che piano piano riusciamo a riconoscerci e a riconoscere l'altro come diverso da noi. Ci sono altre domande fra voi? No. Bene. Vogliamo aggiungere qualcosa, Xenia, in merito allo spettacolo? Oltre appunto a ricordare il 13 giugno a Torino, e speriamo, come vi dicevo prima, a Trieste, dove c'è una nuova possibilità, perché appunto questa cosa dei jeans ci piace molto e ci ossessiona, vogliamo. E poi perché lo spettacolo ha anche una parte, come avete ascoltato nella lettura, in lingua serba, e quindi a Trieste c'è ancora una grande comunità, ce lo confermano gli amici triestini, e quindi avrebbe anche, insomma, un significato, un senso forte. Ci hanno rubato i sogni, dice a un certo punto lei, eravamo pieni di sogni. Questa è una cosa forse che è rimasta ancora, o adesso secondo te, che vai spesso a Belgrado, perché tua mamma vive ancora a Belgrado, quindi i legami sono ancora forti, è rimasta questa cosa del sogno infranto, o ormai si è svoltato davvero pagina in quella zona, in Serbia o in generale? Dal mio punto di vista sicuramente la situazione adesso sta cambiando, sta migliorando, però io lo sento ancora sulla mia generazione e su quella un po' prima di me. I giovani del 95 così no, perché già loro sono avanti, però le altre generazioni un po' più precedenti dalla mia così sento che comunque sono rimasti segnati da quegli anni, e quindi hanno un modo di affrontare la vita molto poco, guardano molto poco al futuro, sono sempre nel presente, che a volte va bene, però credo che hanno pochi sogni, hanno poco coraggio di sognare. Questo forse è un po' un problema di tutte le nuove generazioni in Europa, quantomeno in questi anni un po' complicati, sognano meno di quanto sognavamo noi sicuramente. Anche se qui la situazione non è molto intima, però a me viene sempre in mente il tuo arrivo in Italia, che ti ho chiesto se potevamo dirlo così, e lei mi ha autorizzato, quindi non sto violando una privacy, No. perché ho scoperto dopo parecchio tempo che la conoscevo che lei appunto era al Belgrado piccolina con la mamma quando iniziarono i bombardamenti, invece suo papà era già in Italia, era già a Udine e voleva portarla in Italia. Ovviamente la mamma diceva no, la bambina rimane con me. Poi quando la situazione si è molto aggravata, tuo papà Vlada Martinovic, un personaggio simpaticissimo, un vero maschio serbo che speriamo ci stia seguendo in diretta, come ha fatto a portarti a Udine? Lo raccontiamo. Sì, lo raccontiamo, ma lui avevi 8-10 anni? Sì, 8-9, sì. Ha chiamato mia mamma mesi prima e ha detto guarda che sto guardando la televisione qui in Italia, vedrai che bombarderanno Belgrado, e mia madre disse ma no, ma cosa stai dicendo, ma non è possibile, non succederà mai. Quando poi è successo, sono arrivate le prime sirene, mio padre, mi ricordo questa telefonata furiosa dove gli disse ma te l'avevo detto, adesso come facciamo, perché ovviamente gli aerei non andavano più, era tutto bloccato. Io avevo i documenti, potevo andare in Italia, solo io, mia madre no, e allora abbiamo fatto questa coda lunghissima di 20 ore alla confine con l'Ungheria, dove mia madre è arrivata con la macchina e poi io ho attraversato da sola la dogana e c'era mio papà che mi aspettava dall'altra parte, e quindi ho finito lì, sono arrivata, sì, ero a Lignano quell'estate e ho fatto un breve periodo di 6 mesi, forse un po' di meno, in Italia.
Sì. Quindi col tuo documento hai attraversato da sola. E una bambina cosa prova in quei momenti? È un po'... te lo ricordi? Me lo ricordo, però è vero anche quando sei bambino certe cose non le realizzi fino in fondo, no? Quindi in realtà ma io mi ricordo che faceva molto freddo e niente. Hai aspettato tante ore? Sì, ero stanca, ma non avevo... I bambini, non avevo sì. questa, cioè andavo da mio papà, per me Sì, era sì. abbastanza anche normale, perché Sì, spesso sì. andavo in Italia Sì, a sì. trovarlo. I bambini per fortuna hanno una percezione, anche in periodi così drammatici, no? di una realtà che a volte è quasi un gioco, come in un film quasi. Bene, con questo racconto chiuderei l'incontro. Ricordo che noi vorremmo, visto che la nostra regione Friuli Venezia Giulia ci ha proposto di venire al Salone del Libro, abbiamo anche lanciato questo appello: cerchiamo un editore sia per il romanzo, che ha avuto moltissimo successo a Belgrado, che ha avuto un'unica edizione in Italia, e la scrittrice che l'anno scorso, anzi al debutto nel 15 è venuta a Udine, diceva: vorrei ripubblicarlo in Italia, aiutatemi a cercare un editore, perché invece in Serbia e molti altri paesi ha avuto grandissimo successo. E soprattutto vorremmo un editore per il testo teatrale. L'editoria nel settore teatrale ha difficoltà, ma ci sono ancora dei piccoli editori che tengono duro, e quindi magari, se ci ascoltano, se nei prossimi giorni, noi continuiamo a cercare un editore per questo spettacolo che continua a girare dal 15 e speriamo abbia lunga vita. Quindi grazie a voi. Beh, direi che Grazie. siete nel posto più giusto per cercare un editore. Se non lo trovate qui a Torino al Festival, al Salone del Libro, sarà difficile Adesso trovarlo. giriamo ancora un po' gli stand. Grazie quindi Grazie a tutti all'attrice voi. Xenia Martinovic, alla regista Fiona Sansone e alla direttrice Fabrizia Maggi. Vi ricordo alle 13:30 altro appuntamento nello stand del Friuli Venezia Giulia. Parliamo della Biblioteca Guarneriana, una delle più antiche istituzioni presenti in Italia. A più tardi, grazie.